Da che mondo è mondo, il teatro è sinonimo di socialità, di ritrovo, di produzione culturale, ma anche, perché no, di frivolezza. E io un paio di episodi un po' frivoli che riguardano i teatri veneziani della fine del Settecento, altro periodo molto particolare nella storia della città, ve li voglio proprio raccontare. Hanno per protagoniste due donne come vedremo molto diverse, e la prima di loro è una nobildonna, si chiama Cecilia Zentron e fa parte di una sorta di congrega di nobildonne veneziane che sono molto discusse, molto libere nel pensiero, molto libere nei costumi, ma che segneranno anche in maniera molto precisa quell'epoca. I destini di Cecilia Zentron si incrociano in un teatro che è il San Beneto con quelli dei Duchi del Nord. I Duchi del Nord sono in realtà Paolo Petrovitz e sua moglie Maria Fiodorovna. Lui è il figlio di Caterina di Russia, il figlio della zarina. E viaggia in incognito sotto questo pseudonimo, appunto di Duca del Nord, ma chiunque a Venezia sa chi sono veramente quei due personaggi. E ad un certo punto, per i Duchi del Nord, è il 1782, viene indetto uno spettacolo al San Benetto, che poi è l'attuale Cinema Rossini, del quale peraltro spettacolo del quale esiste anche un dipinto e alcune stampe, fu un assoluto avvenimento. Per assistere a questo spettacolo Cecilia Zentron affitta il suo palco, quello che tiene tutto l'anno, ai Duchi del Nord per la cifra esorbitante di 80 zecchini d'oro. È una fortuna. Un episodio che fa discutere molto, e tanto che la sera stessa della rappresentazione, fra i convenuti, fra i presenti, girano alcuni foglietti in cui è scritto un epigramma che recita queste parole: brava è Trona, e avende il palco più caro de Amona. Ecco, la nobildonna era donna veramente di spirito. Non si scompone quando le arriva questo foglietto tra le mani, ma anzi è il caso di dire che risponde per le rime, perché dice che l'improvvisato poeta deve essersi sbagliato, perché la trona, la mona, la dona. Episodio di segno simile ma molto diverso era avvenuto 2 anni prima in un altro teatro veneziano, il primo teatro e più antico teatro veneziano, il San Cassiano, che di lì a pochi anni prima della caduta della Serenissima sarà abbattuto, quindi è il più antico ma è anche il più cadente. Fra le mura del San Cassiano si esibisce una danzatrice, è una ballerina osannata dal suo pubblico che è quasi esclusivamente composto da maschi, come immaginerete. Lei si chiama Stella Cellini e Stella Cellini è idolatrata da questi uomini, è una sorta di Joséphine Baker di fine Settecento, che si assiepano, si ammassano per assistere ai suoi spettacoli e alle sue evoluzioni. Di lei si è invaghito un giovane nobile, si chiama Tommaso Sandi, che fa, tra le altre cose, il provveditore alla bestemmia. Lui si è innamorato e compie delle avance, forse insomma in maniera un po' improvvida, perché lei lo allontana. E lui, arrabbiato, non trova di meglio che vendicarsi denunciandola dall'alto della sua posizione con l'accusa di aver tenuto pubblica tresca con un turco, cosa allora proibitissima, e facendola condannare al bando. La ragazza non si rassegna certo a questo destino e a questa ingiustizia, e chiede e ottiene una visita ginecologica che ne sancisce l'assoluta illibatezza. Ed ecco che Stella Cellini può tornare gloriosamente a danzare davanti al suo pubblico, che la idolatra ancora di più, ma da quel momento in poi, proprio per evitare di bestemmiare, i gondolieri di Rialto non giurarono più per un lungo periodo sulla Vergine Maria, ma sulla Vergine Cellini.